Ad Aragona, salvo lo spirito del Natale, ci sono pochi fondi, però la Proloco, grazie ai commercianti e ai cittadini, è riuscito a mantenere lo spirito delle feste, lo spirito del Natale con tante iniziative. Il primo weekend è già andato in cantiere, ma ci sono tantissime altre occasioni per stare insieme e vivere il paese. La Proloco ai commercianti in sinergia con loro di portare avanti delle iniziative a che il paese possa vivere un Natale tranquillo e sereno. Per questo noi già ci stiamo programmando e ci siamo autofinanziati con una lotteria. Quali sono state le iniziative e cosa c'è ancora in cantiere? Le iniziative promosse sono state varie, abbiamo avuto la possibilità di ospitare varie degustazioni, vari eventi musicali quali band o comunque concerti natalizi sotto l'albero dopo appunto l'accensione, il famoso e bellissimo trenino di Natale che ci ha permesso di dare una gioia incredibile nei cuori sia dei bambini che dei loro genitori. Ci riserviamo di portare moltissime altre iniziative sempre a tema natalizio nelle prossime settimane. Diamo qualche appuntamento, quando venire ad Aragona, cosa c'è, cosa si potrà fare? Questo sabato dalle 17 in poi vi aspettiamo in piazza Scifo perché ci saranno tutta una serie di attività, degustazioni, gruppi di ballo. I gruppi di ballo e i cantanti si esibiranno ad esempio domenica dalle 18 in poi sempre in piazza Scifo, ma ci saranno anche tante altre attività, ad esempio dal 22 al 26 Aragona avrà i mercatini di Natale, giorno 21 ci sarà un'equipe, un'animazione per i bambini, quindi le attività da vivere e da scoprire ad Aragona sono veramente tantissime. A grande richiesta, visto il successo avuto questo weekend, giorno 23 ad Aragona verrà riproposto il trenino di Babbo Natale.